152. La tua radio. Va ora in onda Filo Diretto. Luigi, a te la linea. Grazie, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi noi siamo l'associazione Ufficio Rapporti Sociali e abbiamo con noi, come sapete, con il braccio destro che vi aiuta sempre nella trasmissione, l'architetto Arturo Caligaro, e avremo anche due collegamenti perché oggi tra Torino e Piemonte abbiamo delle cose importanti. Come sapete, oggi a Torino c'è il Salone dell'Automobile e poi noi, come associazioni aggregate a noi, collaborano con noi nel senso di volontariato dei disabili, abbiamo l'associazione Senza Limiti che è impegnata con un problema, con un incontro Italia-Svizzera. Quindi per noi, caro Arturo, sono cose interessanti. In queste ore, in questo tempo che la radio ci consente, cerchiamo di dare tutte le informazioni. Quindi, ripeto e dico velocemente, noi siamo l'Ufficio Rapporti Sociali, un'associazione di volontariato nel quale ci sono esperti, tecnici e tutti i professionisti, da ingegneri, architetti, dottori, padroni, insomma tutti i livelli che offrono con la loro volontarietà a cittadini che hanno bisogno. Quindi noi stamattina iniziamo, caro Arturo, col dire dove ci troviamo, a None, dal martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16 a disposizione di chi ha bisogno, chiamando il 328 07 15 232 oppure mandando le email ufrapportisociali@libero.it. Se invece desiderano chiedere o mandare dei messaggi qui alla nostra radio, possono fare il 340 67 09 659. Ritornando a noi, per riprendere velocemente il tempo che sta volando, ricordo che oggi, giustamente essendoci a Torino il Salone dell'Automobile, ricordiamo che la città di Torino era considerata la prima in Italia come automobile. Invece, Arturo, tu che sei di Boncaglieri, la cittadina di Boncaglieri, dovresti essere, essendo politicamente, oltre che professionalmente elevato, perché tanti anni che sei lì, dovresti spiegare, perché la gente mi ha chiesto cosa sta succedendo, visto che l'auto cinese è già qui, ma dove? Proprio il primo concessionario sarà un certo Dongfeng a Boncaglieri. Quindi dovresti spiegare, perché lei dice, pare che tutte le aziende cinesi stanno cercando di produrre in Europa. Probabilmente noi già i piani ASPI stiamo vedendo cosa sta succedendo, quindi diventa piano altissimo, Boncaglieri, dove dice che Defeng 12 miliardi di fatturato, proprietà al 100% del governo cinese, ha scelto Torino, anzi Boncaglieri, per il primo concessionario pilota d'Europa che aprirà al pubblico. Ecco perché rompiamo le palle oggi e ringraziamo questa grande radio, perché dal pubblico lunedì, cioè lunedì prossimo, dopodomani, e l'informazione che noi diamo è sempre quella che dico. Noi diciamo quello che succede il giorno dopo o che è appena successo la notte prima. Allora Arturo, io ti ringrazio, scusa se sto tirando la lunga, però sono due punti che volevo farti poi spiegare, quello di Boncaglieri, e soprattutto abbiamo anche l'altro problema del nuovo codice della strada che Torino, e quindi anche voi lì a Boncaglieri, rischia di perdere 16 chilometri di piste ciclabili, tra cui Corso Regina e Corso Vittorio. Scusami Arturo, ma adesso puoi parlarne liberamente, ti ringrazio e vai finché vuoi, finché riusciamo poi ad avere gli altri due collegamenti. Ciao Arturo, benvenuto, grazie. Ciao Luigi, buongiorno agli ascoltatori, un ringraziamento alla radio. Sono argomenti, quelli che tu hai citato, importantissimi, che cambieranno l'economia non solo di Torino ma del Piemonte e dell'Italia. L'invasione cinese basterebbe leggere il libro che ha scritto
Federico Rampini, non un personaggio che non è sospetto di simpatie leghiste, per descrivere quello che sta succedendo. Lui l'aveva previsto qualche anno fa, quando ha scritto questo libro, e quello che lui ha scritto si sta realizzando, è stato premonitorio, come premonitoria era stata la Fallaci su alcuni temi. Rampini descrive proprio la conquista del drago cinese all'economia europea. L'Europa, purtroppo, non essendo un ente politico, ma solo economico, ha lasciato e lascia in qualche modo che la Cina invada l'Europa con i suoi prodotti. L'ha fatto in tutti i settori, mentre non è il contrario, perché con la storia dei dazi l'abbiamo visto recentemente, la Cina minacciando di aumentare i dazi sulle esportazioni europee ha fatto sì che l'Europa in qualche modo calasse le braghe. Questo si sovrappone a una situazione critica per Torino, dove la Fiat, che non esiste più, è stata ceduta a Stellantis, per cui oramai la testa dell'industria automobilistica, che una volta era torinese, è diventata francese, dove ha sede la capogruppo di Stellantis. Per cui quello che interessa a Stellantis oramai è salvaguardare non certo l'automobile italiana. E la notizia della sospensione della cassa integrazione per la 500 elettrica dimostra come le politiche intraprese dall'Unione Europea sulla questione green penalizzino notevolmente le nostre industrie e i nostri lavoratori, perché perdendo una grossa fetta di produzione, ovviamente questa cassa integrazione poi viene pagata da tutti i cittadini, va a aumentare il debito pubblico e soprattutto non crea quell'occupazione che era sperata. A questo si sovrappone anche la crisi tedesca di Volkswagen, che vuole chiudere alcuni stabilimenti, e ricordo che il comparto automotive torinese adesso lavora anche in grande parte per le fabbriche tedesche, per le automobili tedesche, e anche in questo contesto vediamo che la crisi aumenterà. Purtroppo non abbiamo politici lungimiranti che in Europa che in qualche modo possano programmare una qualche ricaduta per questi effetti dell'apertura al gigante cinese, e quindi osserviamo come adesso con la proposta di acquisire Mirafiori da parte della fabbrica cinese, come dagli accordi col ministro Urso, sembra che non venga a produrre qua, ma serva solo per vendere i suoi prodotti. Moncalieri sarà il primo concessionario, come hai ricordato tu, di auto cinesi. Ricordiamo che i cinesi sono già presenti in Italia con l'ADR, che assembla i pezzi prodotti in Cina, e quindi in qualche modo le auto cinesi sono già presenti in Italia. La MG, che è stata acquisita come marchio dalla Cina, ma è prodotta con pezzi cinesi, per cui oramai è una lenta e inesorabile conquista. Arturo, chiedo scusa, che sai che la trasmissione oggi sarà speciale, perché credo che abbiamo in collegamento il nostro Ubaldo De Maria, che ci parla appunto di quello che sta succedendo al Salone dell'Automobile di Torino, quindi tieni tranquillo il tuo programma, perché la tua battuta, perché andiamo abbastanza avanti. Se ho capito bene dovrebbe essere in collegamento. Ubaldo, ci sei? Sì, buongiorno a tutti, ci sono, ciao. Ciao Ubaldo, scusa se ti interrompo. Ciao Luigi, ciao Arturo, no, nessun problema. Bravo.
Bravo, Ciao, ti ho Manu. detto di bisogno della tua presenza per spiegare cosa sta succedendo a Torino appunto col Salone dell'Automobile, visto che tu sei, oltre che nostro componente del gruppo dell'Automobile Club Padania, soprattutto dell'Ufficio Rapporti Sociali, e quindi con Arturo siete proprio colleghi, quindi puoi spiegare ai nostri ascoltatori com'è la situazione a Torino, dove sei, cosa sta succedendo? Grazie. Ma allora, onestamente devo dire che la mia presenza a Torino sarà soprattutto domani perché in concomitanza con il Salone dell'Auto all'aperto, che sembra che stia portando abbastanza pubblico, ho visto alcuni servizi e alcune, diciamo, alcuni post su Facebook, eccetera, di gente comincia già a arrivare. Io domani saremo lì perché domani il campione del mondo, l'ex campione del mondo Miki Biasion di rally ha organizzato l'incontro a Amici miei, un incontro raduno per le Delta, per la regina, come si dice in gergo, e l'ha organizzato praticamente in concomitanza appunto con il Salone di Torino. E quindi da quello che so domani mattina ci dobbiamo presentare e saremo esposti, le vetture saranno esposte in via Roma, piazza San Carlo, ma sembra che ci siano addirittura 130 Delta partecipanti, 130 regine, che poi sfileranno praticamente dal centro di Torino, andremo al Salone dell'Automobile e poi scortati chiaramente, e poi andremo all'Heritage Fiat in via Plava, dove sarà praticamente, faremo un pranzo e poi ci sarà la visita all'Heritage. L'Heritage che è appunto il salone privato della Fiat, con tutte le vetture della Fiat, dell'Alfa Romeo, della Lancia, dell'Auto Bianchi. Praticamente si può dire quasi tutta la produzione che c'è stata fino a che è rimasta Fiat. Sentivo quello che diceva Arturo e purtroppo ha detto una grossa verità. Ci stiamo veramente abbandonando ai cinesi completamente, e io che sono ancora in essere, sono ancora un venditore d'acciaio, posso dire che nel canavese, che ormai gli stampatori lavoravano quasi esclusivamente per il gruppo Volkswagen, Porsche, Audi, eccetera, sono veramente in crisi, vista la situazione qual è. Quindi purtroppo dovremmo trovare un modo per cercare di invertire la tendenza, se no l'Europa veramente, a parte le proposte di Draghi che vorrebbe farci indebitare ulteriormente, ma alla fine non c'è niente di nuovo, non c'è un'inversione di tendenza. Quindi non so come andremo a finire. Ecco, questo era un po' il mio pensiero. E un'altra cosa dovresti dirla, visto che io te la chiedo come cittadini che specie vengono da noi in ufficio, perché tu noi fai parte giustamente della famiglia. Secondo te questo Salone di Torino lo faremo tutti gli anni oppure ritornerà a Milano, andrà a Bologna? Dove va? Cosa ne pensi? Cosa ne dici? Che tu Ma sei anche io credo credo onestamente che sia l'unica soluzione, anche perché io non l'ho ancora visto, premetto, però ho visto quei precedenti e comunque la partecipazione è sempre stata piuttosto importante. A me personalmente piace molto il fatto di averla all'aperto così, e c'è molto più, e parliamoci chiaro, non dovendo pagare c'è molto più visibilità, molta più gente anche curiosi che vanno a vedere. E quindi secondo me la soluzione è interessante e per me è positiva, e credo che sia una cosa da continuare a mantenere, anche perché comunque la città dell'auto in Italia era Torino, non ce ne sono altre. Sì, ma c'era un discorso che poi ti lascio andare perché il tempo purtroppo vola. No, c'è il discorso che sai che la gente che viene lì a non a chiedere, no? Mi chiedono anche lì dalla tua situazione a livello, ti dirò che mi dicono che verranno domani
e verranno lì nella zona di Piazza San Carlo e chiederanno di te, non è che ti arrabbi, no? Sì, Vengono lo a parlare perché hanno dei problemi e hanno delle informazioni da chiedere molto più precise proprio riguardo alle nostre carissime Lancia. Dai, Lancia e parliamoci vetture. chiaro. No, ma in La quello, guarda, ti dico che allora ho scoperto e scopro ogni giorno che c'è molto più, c'è sempre più personaggi che apprestano a diventare, oltre che appassionati, a diventare dei veri e propri cultori delle auto storiche, eccetera. Io sto conoscendo delle personaggi, veramente delle persone che io mai più avrei detto che loro, no, ma guarda che io ho una macchina, io ne ho due, adesso ho comprato anche una moto, e diciamo così che le auto storiche, le moto storiche, sta prendendo molto più piede, e quindi io mi auguro e sarò a disposizione per tutti quelli che vengono a chiedermi informazioni. Comunque domani le vetture saranno esposte, la mia come tutte le altre saremo esposte tutta la mattinata fino alle 11 in via Roma, per cui saremo lì. E ti dico che secondo me sarà un grosso spettacolo, 130 Lancia Delta che sfileranno per le vie di Torino, grazie, oltre comunque, a tutto il resto. Comunque grazie, scusa se ti ho disturbato, ma di te Ma ne ho figurati, bisogno, ma ci mancherebbe, io anzi mi fa sempre molto piacere. Ringrazia pure. Dai, magari ci vediamo domani, magari potresti fare un giro anche tu domani in via Roma, ok? Stai tranquillo, bello, grazie comunque. Grazie, un saluto, una buona domenica a tutti gli ascoltatori, ciao Arturo. Ciao, grazie. Allora io Ciao, direi a questo punto, grazie, direi a questo punto di fare, se la direzione lo accetta, un attimo di pausa e poi nella ripresa, nell'attesa di metterci in collegamento col presidente dell'Associazione Disabili, parliamo con Arturo del problema di Montpellier, che per me è importantissimo. Perché voglio capire perché hanno scelto proprio Moncalieri, perché ci sei tu o perché è la città che lo merita. Se lo studio accetta facciamo un attimo di pausa e poi riprendiamo, grazie. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Grazie. Quindi riprendiamo, Arturo, lasciando il problema che ti avevo chiesto, perché hanno scelto Moncalieri, non perché ci sei solo tu, credo, ma perché avranno delle ragioni, visto che Torino, con tutte le sue aziende, le sue cose, poteva anche essere già valida, no? Che ne dici, Arturo? Sì, la scelta è casuale, ma è motivata dal fatto che a Moncalieri ci sono moltissime aree industriali dismesse, no? Abbiamo la Firsa, la Dea, abbiamo l'Altissimo, abbiamo la Pozzo Grosmonti, quindi grosse aree, quindi con dimensioni ragguardevoli, di aziende che oramai non esistono più, si sono rilocalizzate, quindi avere la presenza di queste grosse aree a destinazione industriale penso sia quella che ha fatto propendere la società che vuole aprire la concessionaria per Moncalieri. È un fatto casuale dovuto però a un ricorso storico importante, perché a Moncalieri vi erano appunto delle industrie che lavoravano nel settore dell'automotive e che producevano prodotti non solo per la Fiat ma per anche i famosi carrozzieri Bertone, Pininfarina, e quindi anche Moncalieri è una tradizione legata
all'automobile. Purtroppo, come abbiamo ricordato, e questo è il peana che noi ci sentiamo di fare, non abbiamo avuto nel corso di questi anni una classe politica che abbia saputo difendere questa realtà, questo patrimonio che vi era. Torino era la capitale del cinema, della moda, dell'autovettura. Pian piano la RAI, pian piano Torino è stata svuotata di tutte queste aziende e di queste opportunità lavorative che sono state portate altrove, voi a Milano, voi a Roma, senza che una classe politica piemontese abbia detto nulla, e anche una classe industriale, perché non è solo la politica che è responsabile di questa cosa, ma anche una classe industriale che avesse fatto sentire la voce e impedito questi trasferimenti. Oramai a Torino ci sono un mucchio, sono nate molte cose a Torino, ma oramai sono rimasti degli scheletri. La RAI è un esempio, il centro ricerche della RAI, per cui la disponibilità di aree e questo vuoto, questo deserto che si è creato fa sì che sia terreno di conquista, no? Sia terreno di conquista per chi vuole venire a colonizzare il Piemonte, perché non abbiamo avuto un'alternativa alla costruzione di automobili, non è stato creato nulla in un caso di rilocalizzazione delle industrie automobilistiche. Abbiamo assistito all'impoverimento del nostro territorio quando la Fiat andava in Serbia, in Polonia. Anche qui la classe politica piemontese e italiana non ha detto nulla, non ha promosso azioni di contrasto a queste volontà delle industrie private, per cui ora ci troviamo a raccogliere i frutti. La classe politica attuale deve in qualche modo adeguarsi agli errori fatti nel passato, per cui ringraziamo ancora chi ha avuto la volontà e la forza di organizzare un salone dell'automobile, e ringraziamo persone come Ubaldo che con passione si dedicano appunto a non disperdere questo patrimonio che il Piemonte ha di tecnologia, di capacità, di saperi, come il nome piace tanto alla sinistra, che la nostra regione, il nostro territorio ha. Per cui grazie a persone come Ubaldo e molti altri che valorizzano quello che è stato il patrimonio oramai storico, ma che, come diceva Ubaldo, è molto sentito dalla gente. I cittadini e chi abita il Piemonte ha la passione dell'automobile, per cui vedere delle auto storiche che hanno dato lustro non solo al Piemonte ma anche all'Italia, perché la vittoria nei campionati rally, quando si facevano i rally di queste autovetture e di tutte l'agonismo che ha portato a realizzare queste autovetture che ci invidiano in tutto il mondo, e in tutto il mondo ci copiano. I cinesi non sapranno mai fare un'autovettura come una di quelle che ha ricordato Ubaldo, no? Non hanno la capacità, non hanno la storia, non hanno la tradizione, non hanno la cultura che abbiamo noi in Piemonte, per cui sarebbe opportuno che anche la classe politica, sia regionale che nazionale, desse più risalto a queste iniziative, e per far vedere anche all'Europa che vuol passare all'elettrico come la scelta ambientale ecologica non può far progredire la tecnologia come ha fatto l'autovettura. Molti dei sistemi di sicurezza usati in altri settori oltre all'automobile sono nati proprio per essere applicati sulle autovetture. Per cui
sono riflessioni che queste manifestazioni ci portano a fare e a sollevare rimpianti di come si sia perso tutto un mondo. I nostri giovani, grazie appunto a queste iniziative, vengono a conoscenza di quello che è stato il settore dell'automobile, di quello che è stato la nostra realtà industriale. Purtroppo per il loro futuro, il futuro del Piemonte, tutto questo non c'è. Speriamo che ci sia poi un'inversione di tendenza e uno scatto d'orgoglio dei piemontesi a far sì che non diventi poi terreno di conquista per i cinesi. Non penso che i piemontesi vogliono venire a fare poi i camerieri dei cinesi, e quindi occorre fare anche una riflessione. Noi nel nostro ufficio assistiamo a quello che è in modo marginale di questo processo, perché l'impoverimento che sta avvenendo in Piemonte, la crescita della povertà, è anche collegata a questo, perché tutto questo porta a un impoverimento. Infatti Torino, la provincia di Torino, è diventata una delle zone con la crescita della povertà maggiore che non sul territorio nazionale. E tu, Luigi, nel tuo ufficio tocchi con mano proprio questo. Due cose veloci perché il tempo vola, 2 informazioni, visto che tu conosci il problema, ma sai che adesso la gente dice che dopo è stato un mese fermo, no? la metropolitana, adesso si dice l'agonia della metro di Torino perché viaggiare è così un disastro. Guarda caso, proprio lì anche a piazza Belgradi, lì dove c'è piazza la scala, le scale mobili. Hai capito? Cosa si può fare per farle riattivare, metterle in movimento e farle funzionare? Perché hanno ripreso a girare, sì, la metropolitana, però per chi è invalido, per chi è inabile, come fa che le scale mobili non funzionano? Ormai non è più un giorno, sono passati parecchi giorni, questo è un punto. E poi l'altro punto, così poi diamo lo spazio al nostro segretario presidente dei disabili. L'altro punto è quello del codice della strada, che ne hai parlato proprio sabato scorso, quindi una risposta su questa questione qui di cosa dobbiamo fare per rimettere in funzione le scale mobili della metropolitana, e l'altra la risposta che dobbiamo dare a gente che mi dice perché vogliono mettere fuori legge le corsie ciclabili, mentre altri dicono le corsie ciclabili vanno difese. Un tuo parere su questi 2 punti, Arturo, poi ti lascio andare, dai. Sì, riguardo alle scale mobili è il problema dei lavori pubblici a Torino, no? Abbiamo il sottopassaggio del Lingotto che è chiuso da mesi e da anni, si viaggia a strappi, un po' sì, un po' no. Abbiamo il problema dei lavori pubblici che bloccano i cantieri, che bloccano la città per questa idrovia metropolitana che stanno costruendo. Stranamente a Torino quando c'è da fare un lavoro ci si impiega degli anni, e anche la manutenzione delle scale mobili, che dovrebbe essere un lavoro di routine, perché l'amministrazione che si dichiara sensibile ai temi della disabilità dovrebbe mettere al primo punto il fatto che l'accessibilità alla metropolitana debba essere garantita sempre e in ogni condizione. Sì, ci può essere la manutenzione, ma come succede in ferrovia, quando si fa la manutenzione si fa nelle ore notturne, quando la metropolitana è chiusa, per cui non si intralcia il traffico dei pendolari durante gli orari lavorativi, e chi usufruisce della metropolitana lo fa e non usa l'autovettura, perché tu non puoi costringere le persone a usare i mezzi pubblici e poi non gli dai la possibilità di accesso, perché uno che ha problemi a deambulare se non ha la scala mobile non può prendere la metropolitana, quindi diventa una barriera architettonica anche
il dislivello che c'è tra il piano stradale. Sono errori di progettazione che sono partiti dall'inizio. Oramai la metropolitana, quando sarà aperto anche il tratto fino a Cascine Vica, acuirà, perché diventerà il bacino di utenza diventerà sempre superiore e le dimensioni della metropolitana sono sempre le stesse, anche perché non puoi aumentare le frequenze di transito superiore a un certo numero, per cui non potrai, anche la metropolitana sarà sempre satura. Se poi aggiungi appunto il fatto che siamo vicini alla saturazione, quindi a un aumento dell'intensità di utilizzo delle scale mobili, un burocrate che è lungimirante prevede una manutenzione più puntuale e capillare. Anche il sindaco ha sgridato i vertici della società che gestisce la metropolitana, però sai, tutto viene messo nel dimenticatoio perché, come tu ben sai, in Italia non c'è mai un responsabile di queste cose, mai nessuno paga per i disagi che vengono generati ai cittadini, salvo poi invece levare multe salatissime se il cittadino, non potendo accedere alla metropolitana, usa magari l'autovettura Euro 2 Euro 3 e quindi lì invece il cittadino è costretto a rispettare e osservare le norme puntualmente. Quindi siamo in questo assurdo dove l'amministrazione può sbagliare, qualsiasi amministrazione, qualsiasi burocrate, ma mai nessuno paga, come invece succede ai cittadini. Mentre per quanto riguarda il codice della strada, vedremo ancora quello che verrà approvato, perché come tu ben sai, come si vede a Torino, sono realizzate queste piste ciclabili, però io almeno in periferia le vedo sempre vuote, quindi salvo chi le usa per diletto, ma la scelta che era stata fatta di realizzarle è per fornire un'alternativa di mobilità sostenibile, alternativa all'uso dell'automobile. Così non è stato, perché ovviamente il clima, le condizioni anche della morfologia dei terreni, perché Torino, se tu ti sposti verso la collina o in periferia, cittadine come Rivoli, Avigliana, Moncaglieri hanno dei dislivelli che non possono essere superati se non con biciclette motorizzate e che costano un mucchio di soldi. Quindi anche in questi spazi non c'è l'incentivo all'uso della bicicletta. Abbiamo visto che fine hanno fatto il bici sharing e addirittura adesso in alcuni comuni è stato un fallimento anche il monopattino condiviso, no? I monopattini in affitto, a parte i vandalismi che li vedi abbandonati. Quindi bisognerebbe anche in questo caso avere un ripensamento su quello che è la mobilità alternativa a quella dell'autovettura, e il codice della strada dovrebbe in qualche modo recepire le esigenze dei cittadini, e laddove non c'è la necessità di piste ciclabili si potrebbero fare un piano parcheggi, perché quello che manca in molte zone della città è ma quello allora che è possiamo stato dire anche una cosa semplice, Arturo: il codice della strada è con un decreto legge, però per realizzarlo bisogna vedere l'ambiente dove si vive, perché a Torino, tu hai detto prima, in Piemonte, per esempio a Torino, ci sono zone dove c'è la pista ciclabile inutilizzabile perché non viaggia, non c'è nessuno, però hanno fatto delle piste ciclabili in pieno centro, è qui che ti volevo fare una risposta, dove cosa hanno combinato? Hanno ristretto la possibilità di viaggiare regolarmente, tranquillamente, e hanno compromesso appunto quello che sta succedendo, queste motivazioni, perché alcuni vogliono considerarlo fuori legge e altri invece lo vorrebbero difendere. Perché cosa dice? Perché gli altri dicono che se il nuovo codice della strada sarà approvato, no, l'eliminazione delle corsie ciclabili avrà gravi ripercussioni sulla mobilità ciclistica, come se qui si viaggia solo in bicicletta. Oppure
quelli che pedalano torneranno a dover condividere la carreggiata in modo più pericoloso, con il rischio di aumentare il numero di incidenti e di incentivare l'uso della bicicletta. Secondo me, come dite, pensavo. Allora, ok, allora Arturo, ti saluto e abbiamo Gianni che ci spiegherà poi cosa sta capitando per domani via Presipiano in Svizzera. Grazie Arturo, scusa, ma oggi è una giornata particolare. Buona domenica agli ascoltatori, un ringraziamento alla radio, e un abbraccio a te Luigi e un saluto al nostro Presidente. Buona giornata a tutti. Grazie Arturo, ci sentiamo e ci vediamo martedì. Quindi se abbiamo in collegamento il nostro presidente dell'Associazione Disabili Senza Limiti, altrimenti diamo lo spazio alla regia per il momento. Pronto? Pronto, ciao Luigi. Gianni, scusa sì. Se oggi è una giornata speciale, perché mi serve, perché mi devi spiegare, perché la gente è venuta a chiedermi a Presipiano cosa succede domani e come mai domani c'è la nostra grande associazione appunto di Senza Limiti ai nostri disabili che fanno parte della nostra famiglia, perché tu sei fratellone. Cosa succede domani a Presipiano? Ti do 5 minuti, dai, sfogati, spiegaci bene. Poi se avete altri programmi anche dilli, grazie Gianni. Senz'altro, allora domani siamo tutti sul lago di sul lago di Lugano, siamo in frontiera, siamo di qua in Italia, ma partono dalla Svizzera, ci sarà la traversata del lago e domani c'è addirittura la festa del paese, perché fanno addirittura l'arborea, che sarebbe quel pesciolino. Hanno montato un tendone che domani si mangia tutti quanti sotto questo tendone. In pratica l'arborea, che loro dicono che è sto pesciolino, che ci sono i pescatori che fanno la gara dentro sempre il lago, e noi domani mattina come Associazione Senza Limiti abbiamo organizzato la traversata del lago. Ci sono 210 iscritti che domani faranno queste gare nel lago, e quindi dopo finito questa gara si andrà a mangiare tutti assieme con la festa del paese. Abbiamo addirittura la banda di Gassino che verrà a suonare anche, e quindi speriamo che sia una bella giornata, che possano divertirsi tutti e che non succeda niente in pratica, perché sai, purtroppo siamo in un lago e quindi speriamo che, come ho detto, sia, però abbiamo tutto, un'ambulanza, c'è un'ambulanza dentro col motoscafo, un'ambulanza fuori. Tutti quanti, chi nuota, avranno la boa legata al piede, quindi siamo molto a posto come manifestazione, e quindi speriamo che domani, come ti ho detto, sia una bella giornata, che si diverta tutti. E vorrei anche dire che in pratica, oltre a questa manifestazione, adesso abbiamo già in programma un'altra manifestazione sul lago di Omegna, in pratica, che quella verrà fatta a fine settembre, primi di ottobre. E poi oltretutto, oltre questa, stiamo organizzando già in questo periodo, perché è già ora che se no non ce la facciamo, il 23, 24 e 25 novembre abbiamo i nazionali che verranno fatti in via Filadelfia. Per la prima volta a Torino verranno organizzati i nazionali di nuoto nella piscina che c'è in via Filadelfia, e quindi il 23, 24 e 25 io spero che venga un po' di gente a vedere. Quindi ecco, queste sono adesso le cose che stiamo preparando in questo periodo. Ecco. Però da un'altra settimana iniziamo tutte le attività, come si dice, che abbiamo ogni giorno 2 attività al giorno, quindi dal lunedì al sabato compreso abbiamo in pratica gli allenamenti dei ragazzi. Ecco. Dimmi. Se qualcuno volesse collegarsi con te, basta che chiamano me, o devono chiamare, possono anche mettersi in contatto con voi. Sì, se vogliono mettersi in contatto con voi va bene, se no, se vuoi io do anche il mio numero del cellulare, quindi se si vogliono mettere in contatto, allora il mio numero del cellulare. Presidente, scusa,
Io parlo di Maurizio che è mio, non è tuo. Tu sei presidente e parli da presidente. Sì, comunque io in pratica diciamo che rispondo, ecco, quindi se qualcuno mi vuole sapere di più o di cosa può telefonarmi, e quindi il numero mio è 333 80 41 613, quindi lo ripeto di nuovo, 333 80 41 613, quindi le informazioni che possiamo dare, quindi qualcuno se gli interessa, sono ben contento di poter usufruire, diciamo, anche di questa cosa che voi mi date, questi spazi ogni tanto da poter parlarne. Fai parte della famiglia, scusa, Gianni. Bene, però sai, un fratello, abbi pazienza. Il discorso mio è che senza di voi o senza tutti, ecco, perché anche tutti i volontari che ci sono, perché ecco, tu pensi che oggi sono già dati su 6 volontari con il camper, domani mattina parte una macchina alle 4:30 con altre 5 volontari e io vado su poi con 6 volontari col pulmino domani mattina, però io parto verso 6:30. E quindi io sono il vecchietto, quindi mi hanno detto tu anche se arrivi per le 9 va bene, perché la gara sarà dalle 11 in poi. Sì, c'è scritto le 11, sul programma c'è scritto le 11. No, ma Gianni, va bene così, ti volevo non far perdere tempo, magari domani poi quando siete in gara ti chiamo io da casa, e tanto la trasmissione non l'abbiamo la domenica, l'abbiamo oggi, ringraziando, dalle 11 a mezzogiorno al sabato. Comunque grazie Gianni, scusa se ti ho disturbato, ma è una cosa interessante, molta gente vuole sapere questa nostra associazione che è stata anche riconosciuta a livello nazionale. Devi dire che non sei l'ultimo arrivato, come associazione, insomma, il 2023 siamo abbiamo avuto conosciuti in Italia, no? Sì, il 2023 abbiamo avuto, diciamo, il riconoscimento come migliore associazione d'Italia, quindi la più grossa, che come ho detto, come numero di ragazzi iscritti arriviamo a 180 ragazzi iscritti con 14 sport, quindi non siamo, ecco, appunto l'ultima arrivata, ecco. No, era solo per farti capire che fai parte, giustamente, siamo tutto un gruppo unito e altre associazioni si vogliono unire a noi. Comunque ti ringrazio Gianni, un bacione a Maurizio e poi ci sentiamo dopo. Ok, va bene, ti ringrazio tantissimo dello spazio che ogni tanto ci dai. Okay? Sì, grazie Luigi, ci sentiamo, magari se vuoi chiamarmi domani e mi chiami, perché io sono su a Punta al Lago. Certo, così vediamo come va la manifestazione. Grazie Gianni, benvenuto. Ciao, grazie mille. Grazie mille. Ciao. Grazie, torniamo allo studio, riprendendo la trasmissione, ricordando che chi vuole informazioni sia per quanto riguarda il salone di domani oppure la manifestazione dei nostri disabili, quelli che fanno parte della nostra associazione Ufficio Rapporti Sociali, possono chiamare il 328 0715 232 oppure chiedere anche a Gianni che vi ha dato il suo numero, oppure direttamente venire domani in Piazza San Carlo e parlare direttamente anche con i nostri piloti. Come avete visto c'è anche il campione del mondo, quindi è una cosa abbastanza seria, formata da gente seria, brava e soprattutto disponibile. Ora io vorrei ricordare che c'è delle notizie, perché sembrano cavolate, ma sono le analisi del portale. Cioè, qui abbiamo i 18enni senza patente perché l'auto piace sempre meno. Qui dice che un tempo significavano libertà ed emancipazione. Oggi le 4 ruote vengono snobbate dai giovani, specie nelle grandi città, dove le alternative sono allettanti. E dice, guarda caso, a Torino i 18enni con la patente sono solo il 39%. Io parlo perché vivendo a Torino, come vedete, i nostri collaboratori volontari sono tutti i piemontesi torinesi, quindi è giusto dire quello che capita in casa.
Più che auto senza conducente, conducente senza auto. Perché? L'auto esce dai sogni dei giovani italiani che fanno la patente e si fa sempre più tardi e le quattro ruote non possono neanche permettersele, soprattutto per i costi proibitivi dell'assicurazione. Ecco perché molti si rivolgono a noi per il problema assicurativo con auto sia nuove che auto dopo i 20 o i 30 anni, per spiegare cosa fare. Se un tempo per un diciottenne era simbolo di libertà e c'era l'urgenza di prendere la patente il prima possibile, oggi non c'è fretta. Cos'è? Lo svela l'analisi dell'osservatorio assicurativo di Segugio, che ha rilevato come tra under 25 scende al 46%. Negli ultimi anni poi si è assistito ad un forte calo di auto intestate ai giovani. Tra il 2012 e il 2022 la frenata è stata del 33% e le auto intestate ad under 25 sono scese sotto le 600.000, in controtendenza rispetto alla crescita del parco circolante auto nello stesso periodo, pari all'8%. Perché va ricordato come in Italia nel 2022 circolavano 684 auto ogni 1000 abitanti, il valore più alto tra i paesi dell'Unione Europea secondo l'analisi Eurostat di gennaio 2024, un dato che piazza la penisola in cima alla classifica dell'area UE, dove la media è di 560 vetture ogni 1000 residenti. Così in Italia ci sono 100 vetture su 1000 abitanti in più rispetto alla Germania e alla Francia, che insieme alla Spagna si attestano intorno alla media europea, ma forse i giovani italiani invertiranno nel lungo termine questa tendenza, specialmente quelli che abitano in città, perché se in media gli under 25 che hanno fatto subito la patente sono il 46%, il dato scende a Milano al 35%, a Torino al 39% e la presenza di alternative alla mobilità e un trasporto pubblico più capillare. Quindi vuol dire che monopattini, biciclette elettriche oppure mezzi meccanici elettrici che non c'è bisogno della patente, del casco, dell'assicurazione, noi stiamo lottando in radio perché se uno viaggia sulla strada comunale, provinciale, nazionale, autostrada, deve mantenere la legge del codice della strada. Quindi vale sia se vai a piedi, sia se vai in bicicletta, sia se vai in motorino, sia se vai in macchina, e non distinguere a secondo la possibilità, il mezzo col quale ti muovi, la decisione per dare delle risposte se capitano degli incidenti. Torino sta diventando un caos, ma non per le piste ciclabili o perché c'è il tempo brutto come è successo l'altro giorno, quello che è capitato eccetera, oppure quando si interrompono i mezzi di trasporto poi abbiamo l'inopportunità di poter utilizzarli perché le scale mobili non sono riparate. Noi come gruppo di volontari diamo informazioni di quello che succede perché le tocchiamo con mano, perché la metropolitana la usiamo noi, i pullman li usiamo noi, i treni li utilizziamo noi, cioè noi siamo quelli che utilizzano le cose e quando le diciamo perché le troviamo, non è che ce le inventiamo. E quando ascoltate la radio sentite i nostri esperti, i nostri collaboratori, i nostri tecnici, tutta gente che dice quello che succede, ma quando ascoltano non prendono atto di quello che diciamo e non ci sono riparazioni, agevolazioni, assistenze. Perché? Perché si viene a dire non ci sono i soldi, ma non ci sono questi, preferiamo fare quello, dicendo tutte queste cose non si fa niente. Ecco perché
le strade, le multe, le tasse addirittura, o le bollette che la gente non riesce a pagare e poi si trova richiamato all'ordine perché c'ha quelle ferme da un anno o due. Cioè da noi arriva tutta gente che ha sempre problemi, ogni giorno sempre maggiori. Noi prendiamo atto e cerchiamo di aiutarli come possiamo, però qui dipende da chi gestisce, chi dirige, se ha le persone giuste al posto giusto. Quindi io ringrazio la Radio Libertà che ci ha consentito e spero ci consentirà ancora di potervi essere utili, e chi volesse, ripeto, collaborare o chiamare noi può rivolgersi all'ufficio rapporti sociali a None in via Volvera 3, None via Volvera 3, dal martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 14 alle 16 a disposizione. Chiamate 328 0715 232 oppure via mail rapportisociali@libero.it. Ringrazio Radio Libertà, ringrazio il regista che oggi l'ho fatto un po' tribulare, però gli ospiti erano interessanti, sono importanti, e vi auguro che ci possiamo sentire sabato prossimo dalle 11 alle 12. Ringrazio e dico a tutti buon pomeriggio e buona festa. Grazie a voi studio. Avete ascoltato Filo Diretto,